portato via una ventina di bici ben selezionate, perché hanno portato via le più costose in assoluto. Lo sconforto nelle parole di Andrea Vincenzotto il giorno dopo un raid che aveva svuotato il suo negozio di biciclette di lusso Cycle Lab di Conegliano per un valore di oltre 40.000 euro. Il commerciante non poteva sapere che i razziatori avevano già colpito nella marca e si trovavano a un'ottantina di chilometri di distanza, ancora in Veneto, ma pronti a portare la merce in Ucraina. Non hanno fatto in tempo a completare la missione, bloccati e arrestati dai carabinieri di Piove di Sacco. È scattato un servizio di osservazione finalizzato a verificare i movimenti dei soggetti che avevano in uso questo furgone rubato, al quale si era aggiunto un ulteriore furgone con targa polacca che poi si è capito essere destinato per il trasporto della merce in Ucraina. Valentin Osipchuk e Stanislav Istrati, incensurati residenti a Padova, sono stati bloccati mentre stavano commettendo l'ennesimo colpo dopo aver forzato la recinzione di una ditta. La perquisizione dei furgoni, in tutto 3, ha fatto scoprire il gran bazar dei furti. Non solo 348 camicie per il valore di 30.000 euro rubate alla ditta Crosspoint di Piove di Sacco, il primo colpo, ma anche e soprattutto le razzie nella marca. Un telaio, 26 ruote, 17 kit completi e 3 navigatori per mountain bike dal negozio di Conegliano e attrezzi da lavoro per 4.000 euro spariti dalla Metodo Arredamenti di Villorba. Merce destinata a prendere il volo per sempre.